la parola a Massimo D'Alema. Funziona? Funziona benissimo. Intanto grazie, perché è una bellissima assemblea, bellissima per il numero delle persone che sono qui, bellissima anche vista da qui per la composizione. Io oramai dopo tanti anni dei criteri di valutazione delle platee, e normalmente le platee sono un segno di vittoria quando non sono composte in modo prevalente da uomini di una certa età come me, diciamo, ma quando ci sono molte donne e molti giovani. E visto da qui è una platea che vince, questa è una valutazione, è un sondaggio. Ed è sicuramente un segno non soltanto di un dato generale di cui io parlerò, ma anche dell'entusiasmo che ha saputo suscitare Massimo Zedda, della sua personalità. Zedda, vabbè, qui per la pronuncia ci vuole l'interprete. La Z dura, d'accordo, Zedda. Ragazzi, ma siete... E perché intorno alla sua candidatura evidentemente è scattato qualcosa che va oltre la voglia di cambiare e quel vento che un po' in tutto il paese ci fa pensare che queste elezioni rappresentino un punto di svolta. Però io voglio dire una cosa, voglio approfittare di questa circostanza per esprimere la mia vicinanza, il nostro sostegno, anche anzi le altre candidate, perché Iglesias e Sinnay sono due... sono Marta Testa, Barbara Pusceddu va bene? Sono un bellissimo segnale, questo tornare in campo del centrosinistra, dell'alternativa, con giovani, con donne, le due bellissime vittorie, Olbia, Carbonia, è un voto importante per la Sardegna, è un voto che dimostra che la vostra terra rialza la testa, è un voto di dignità, è una risposta molto forte a questa sorta di dominio neocoloniale che Berlusconi ha imposto sulla Sardegna, questa sua presenza oppressiva. A Olbia proprio diciamo proprio lì è un vassallo che è stato scacciato, insomma quella parte della Sardegna è proprio stata anche direttamente colonizzata da lui. E questo voto è il segno di una riscossa, di una nuova opportunità, della possibilità che si torni ad una stagione politica, facendo tesoro anche dei limiti e degli errori del passato, ad una stagione politica di autogoverno, di rinascita dell'isola. Dopo il fallimento, in un breve volgere di mesi, sono 2 anni dal 2009, di una destra incapace, affaristica, perché la principale impronta di questo tornare al governo della Sardegna della destra è stata un'impronta affaristica, diciamo, all'insegna di cricche nazionali che considerano la Sardegna come luogo dove venire a fare affari in vari campi, diciamo. Totalmente incapace questa destra di affrontare i grandi, difficili, drammatici problemi della Sardegna, da una crisi industriale devastante che rischia di mettere in ginocchio l'isola, al dramma
della pastorizia, dei settori più tradizionali, alla incapacità di sfruttare in modo intelligente, razionale, non speculativo le nuove opportunità, energie alternative, turismo. C'è uno straordinario bisogno che torni un progetto di sviluppo, di valorizzazione delle risorse umane e, ripeto, questa è una grande sfida di governo, la sfida nella capitale allude ad una nuova speranza per l'isola e non soltanto per la città di Cagliari per il suo ruolo. C'è dunque qualcosa che appartiene totalmente a voi, che riguarda il destino di questa città, che riguarda il destino della Sardegna e la possibilità che questo voto getti le basi, lo ripeto, di una nuova stagione politica. E c'è qualcosa che appartiene all'Italia, che io dico sempre che noi siamo disperatamente in giro non per essere ringraziati quando facciamo i comizi, ma per essere ringraziati la domenica dopo, diciamo, nel senso che c'è bisogno di un voto che indichi con molta forza la via del cambiamento. Il 15 e il 16 maggio è stato un risultato straordinario. Bisogna insistere. È chiaro che bisogna insistere, bisogna picchiare con forza, come si dice, battere il ferro che è caldo e fare in modo che il ballottaggio imprima un segno ancora più netto alla svolta politica che è in atto nel Paese. Tutto il Nord è tornato contendibile, tutto il Nord. Non è soltanto il dato straordinario di Milano, che ha anche il valore di una grande riscossa civile. C'è una Milano democratica che si è riscoperta capitale morale del Paese, dopo che per qualche anno, diciamo, questa espressione sembrava avere perduto di significato. Ma non è solo Milano. Trieste, dove il candidato del centro-sinistra è primo al ballottaggio, Pordenone, la provincia di Trieste, di Mantova, di Pavia, di Vercelli, parlo in alcuni casi di luoghi che sembravano feudo inespugnabile della Lega di Berlusconi, il comune di Novara, tutto il nord è tornato contendibile, diciamo. Ed è possibile, naturalmente in qualche caso è molto difficile, in qualche caso è più probabile, ma è possibile un risultato che cambia la carta geografica del nord del Paese e che, diciamo, toglie quel colore uniforme verde-nero, diciamo, dopo che il risultato di Torino conferma, diciamo, il dato straordinario di quella città con la vittoria di Piero Fassino al primo turno. Ed è, vedete, anche per questo io sento molto in questi giorni il dovere di partecipare, di fare quello che è possibile per fare in modo che questo voto di cambiamento non abbia soltanto l'impronta della riscossa del Nord. Nel Mezzogiorno, non in Sardegna, dove il dato è stato molto chiaro, molto netto, ma in altre aree del Mezzogiorno il risultato è stato più ambiguo, segnato a volte dalle divisioni, dagli errori del centrosinistra. È assolutamente necessario che ci sia da questa parte, io parlo da deputato meridionale, noi siamo la parte del Paese che ha pagato il prezzo più alto alla politica nordista di Berlusconi e della Lega. E sarebbe assurdo in questo momento che non venisse da questa parte del Paese un segno forte di cambiamento e di innovazione. Noi abbiamo pagato il prezzo ad una politica che, come ha detto ancora recentemente Tremonti, considera il Mezzogiorno la palla al piede del Paese,
e non la grande risorsa necessaria per rilanciare lo sviluppo. Una politica che ha rapinato le nostre risorse per metterla a disposizione delle priorità della Lega Nord. Noi siamo l'unico paese al mondo che è governato da un partito che programmaticamente non rappresenta larga parte dell'Italia. Badate, a volte noi riflettiamo poco su questo dato, che tuttavia è, dal punto di vista del funzionamento della democrazia, una inquietante distorsione. Perché i partiti politici governano e poi si presentano ai loro elettori per risponderne. Noi siamo governati in modo determinante, perché la crisi di Berlusconi dà alla Lega un ruolo sempre più determinante, noi siamo governati da un partito che da noi non si presenta alle elezioni. E quindi noi non possiamo giudicare con il voto. L'onorevole Borghezio, in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, ha detto che, pensando di essere spiritoso, che lui era solidale verso gli italiani, ha detto i miei vicini, per questa loro festività. Ecco, noi siamo l'unico paese democratico governato da dei vicini, che oltretutto non sono, a parte le festività, in generale non hanno particolare simpatia verso di noi, diciamo. Sono dei vicini venati di razzismo e di spirito antimeridionale. C'è dunque una ragione in più che riguarda la dignità e il destino della vostra isola, che riguarda questa parte del Paese e la necessità di tornare ad una politica che unisca l'Italia e che non ne esasperi le divisioni e i conflitti. C'è il bilancio oramai di una lunga stagione, quella di Berlusconi, che è stata una stagione estremamente negativa per il nostro Paese. Io sono rimasto colpito per i commenti di questi giorni che hanno legato la sconfitta elettorale del centrodestra ai toni che Berlusconi avrebbe usato nella campagna elettorale. Sinceramente vorrei da questo punto di vista spezzare una lancia a favore del Presidente del Consiglio. Anche perché sinceramente io non ricordo mai altri toni da parte di Berlusconi. E si potrebbe dire che qualche volta con quei toni ha vinto, diciamo. Non ricordo mai che Berlusconi mi ha fatto una campagna elettorale all'insegna del fair play, del confronto programmatico, del rispetto degli avversari, tutti concetti che sono totalmente estranei alla sua visione della politica. È sempre stata la demonizzazione della sinistra, l'insulto, la prevaricazione nell'uso del mezzo televisivo, la demagogia populista più sfrenata e volgare. Non c'è paese civile al mondo nel quale il capo del governo alla vigilia delle elezioni condona l'abusivismo, cancella le multe, sposta i ministeri. Veramente qualcosa che forse in Thailandia, diciamo, ma che difficilmente è immaginabile in un paese democratico. È candidato al Consiglio Comunale e ciò nonostante, in violazione di ogni regola, appare tutte le sere al telegiornale. Proviamo per un momento a pensare solo alla signora Merkel, ecco, in una veste di questo tipo. Non esiste. Berlusconi è questo. È sempre stato così. E sarebbe ingeneroso dire perde perché è andato fuori di tono. No, perde perché ha fallito disastrosamente nel governo del Paese.